La Regione Veneto ha fatto ordine sulle vaccinazioni finite nel portale nazionale nella cosiddetta categoria altro. Ebbene, 375.272 dosi appartengono a categorie riconosciute, tra cui 184.714 over settantenni. Resta da definire solo un 3,23% ed ogni ULSS darà spiegazioni di questo quantitativo di vaccini effettuati che sembra non rientrino nelle categorie prescritte dalle norme nazionali. Se noi guardiamo il totale della nostra categoria che compare nel portale nazionale sotto la voce altro, o meglio che viene aggregata nel portale nazionale sotto la voce altro, noi abbiamo 375.000 vaccinazioni. Non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate. Questa è un'altra precisazione importante. Di queste 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni. Quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante, che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che, semplificato, finisce in una categoria altro. Questo è già qualcosa che ridimensiona molto il fenomeno. L'altra voce, vado in ordine di importanza, che attualmente finisce in altro a livello nazionale, ma che noi definiamo puntualmente, sono i soggetti estremamente vulnerabili e disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema.